Care aquile, bentornate. Quest'oggi abbiamo l'onore e l'orgoglio di avere come ospite Nicole Del Sal qui accanto a me. Ciao. Buonasera. Nicole. Ciao. Lei è la dimostrazione del fatto che oggi il Friuli ancora esiste la Marelenghe, Sì. esiste l'identità friulana, a partire dalla sua tesi di laurea che ci presenterei adesso. Allora, buonasera a tutti. Io ho svolto la mia tesi di laurea portando una nuova proposta di traduzione seguita a un primo lavoro di ricerca su quelle che sono state le traduzioni dal tedesco al friulano e focalizzandomi poi su quelle di Rainer Maria Rilke. E partendo dagli autori e dalle traduzioni già, già edite, ho voluto creare poi una mia nuova proposta in cui tenevo conto sia di quelli che sono stati appunto gli insegnamenti anche del professore, di tutte le regole ufficiali, della grammatica, ma anche però delle varietà che ho avuto modo, con cui sono andata in contatto e che quella che utilizzo io poi nel mio quotidiano. Nicole, tu sei giovane, hai modo anche di confrontarti con tuoi coetanei in tutti gli ambienti e i settori, immagino. Come tu vedi il rapporto tra il giovane friulano e il Friuli e la Marelenghe? Allora, diciamo che al giorno d'oggi io vedo che comunque il friulano è ancora sentito, diciamo, come lingua anche dei giovani, l'identità friulana comunque è un fatto di cui tengono conto. Purtroppo diciamo che si tende sempre più a utilizzare la lingua italiana, dimenticando anche poi un po' quelle che sono le tradizioni, magari la nostra storia. Questo è un peccato perché comunque il Friuli è ricchissimo di storie da raccontare, di tradizioni millenarie, di questa lingua secolare che veramente è bellissima e che proprio nelle sue parole ha già intrinseca quella che è la storia della nostra patria, no? E quindi a me dispiace vedere soprattutto quei giovani che minimizzano un po' quello che può essere il valore della nostra regione, della nostra cultura, a favore di più di una pretesa di essere appunto cittadini del mondo, dimenticando quella che le radici, da dove si parte, no? E quindi secondo me io ho studiato lingue, quindi più ponti di relazioni con le altre culture di così, però non si può dimenticare, prescindere quella che è la nostra patria, le nostre origini, tutto quello perché noi è parte di noi, ce l'abbiamo dentro, quindi non si può rinnegare la forte identità friulana. Ritieni che sia importante l'opera e il lavoro di un movimento e anche di una trasmissione che parli di Friuli? Certo, perché una lingua resta in vita e una cultura viene trasmessa solo se ci sono delle persone che si impegnano attivamente per portare questa missione avanti, e quindi è davvero fondamentale che dei movimenti, delle trasmissioni, dei libri continuino a portare avanti ma anche espandere la conoscenza della nostra cultura. Quindi la tesi sulla lingua tedesca, Sì. Perché evidentemente c'è una relazione tra il Friuli e il continente mitteleuropeo. Sì, certo, infatti proprio nel corso della storia, a partire sia dal Medioevo, c'era già un grande legame proprio per le popolazioni, dai Longobardi ai Goti, comunque tutte le popolazioni germaniche che ci sono state e che hanno lasciato il segno anche nella lingua.
ma anche nei tempi più recenti con l'impero austro-ungarico, quindi mi viene da pensare anche a tutte le poesie e anche i componimenti che sono stati dedicati ad esempio all'imperatore Franz, perché comunque il Friuli era la lingua friulana anche sotto l'impero austriaco era molto valorizzata e riconosciuta, l'identità friulana era riconosciuta, quindi non dobbiamo dimenticare tutto quello che c'è stato nel passato, appunto questi legami, queste influenze positive anche che abbiamo e che sono visibili tutt'oggi. Bene Aquile, con la speranza che di Nicole ce ne siano 10, 100.000, non solo giovani ma anche meno giovani, io ringrazio Nicole per il suo intervento, ti invito anche per le prossime puntate. Grazie. E a presto. A presto. Amis furlans, mandi, soy Luigi del Piccolo, Vigli del Picciul. O soy tale rubriche Misclic furlans. Misclic perché tai documentaris che la Rai come a spiegare si tratta di cercare di diversi robis che podignesi ambientali, storici e anche di politiche culturali furlane. Ecco, queste volte ho cercato di una località che in Friuli succede tanto spesso che a causa delle invasioni barbariche, specialmente ultimamente qualche secolo fa, erano i turchi che venivano in Friuli e che sdrazzavano e brusavano i paesi. Invece qui si tratta di una località sotto dal comune di Aquile che però non è stata distrutta dai turchi, ma è stata messa su di un frari venuto di Muec, Moggio Udinese, e ha costruito questo ospedale che serviva prima come ambiente per i frari stessi, ma dopo quando erano le guerre squintri dai musulmani e passavano i pellegrini che l'avevano a combattere in Terra Santa. E questo ospedale serviva proprio per curare e soccorrere questi pellegrini che passavano per lì e che l'avevano a imbarcarsi per là a combattere queste guerre contro dai musulmani. Allora si chiama questa località San Zili, che sarebbe Sant'Egidio. Sant'Egidio era un santo che proteggeva le bestie dai boschi, anche dalle int che era un po' furculciato, diciamo così, dai mazzi, ecco, diciamo chiaramente. E questo San Egidio voleva también alle bestie, tant'è vero che all'era stato, lui si era mettuto isolato da un bosco e l'ha vissuto così come un eremita per tanto tempo. E questo santo è conosciuto in tutta Europa, tant'è vero che in Inghilterra c'è una cattedrale che si chiama St. Giles e sono tantissime cattedrali, sono un centenario di cattedrali in tutta Europa che trattano di questo Sant'Egidio. Allora, questa località è stata restaurata di un signor che è un imprenditore di Cervignan e che lui ha messo su un'azienda agricola e fa anche pellegrinaggio, se una volta i frari alloggiavano i pellegrini, al di due questo imprenditore alla loggia, così, i turisti che vengono a Iodi nostro Friuli. È una località veramente antica, però rimodernata, quindi è diventata una località moderna che i turisti apprezzano tanto. Il discorso finale è che da questo San Zili, una volta i contadini, dopo aver festeggiato il Sant'Egidio, e facevano un gran picnic alle 30 cortili dal signor, naturalmente pagata dal signor stesso,
e questa ultimamente questa tradizione è stata riprenduta e ogni domenica che colle le feste di queste San Gili, anche al di due vengono fatte queste picnic e naturalmente noi tutti che dal puesto e gli amici di che sono a sta lì festeggiano con una grande lotteria che cui base di tutte queste che partecipano aiuta l'imprenditore a tenere bien saldo questo ospedale che è diventato un agriturismo di primo ordine. Io ho detto il documentario che è corto, dura 6 minuti mi pare, e ce l'hai su YouTube in base al link che c'è sotto sul vostro schermo. Se non volete semplificare le robe, fate luigidelpiccolo.youtube, naturalmente scritto lo dice come che si scrive, e ce l'hai su YouTube questo documentario che si intitola San Gili di Aquileia. Amici furlans, un saluto e ci vediamo al prossimo colpo. Mandi. Al dipendi me e di te. Al dipendo di te. Al dipendi no. Come al dipendi altris. La lengua vive, se le fasin vivi, al dipendi no.